Benvenuti a Ombre Antiche di Sardegna. Qui, tra boschi silenziosi e villaggi senza tempo, le leggende sussurrano ancora ai cuori attenti. Preparatevi a scoprire antichi misteri e a non guardarvi più alle spalle con la stessa sicurezza. Cominciamo. Non tutto ciò che è nascosto è dimenticato. In Sardegna, tra pietre e vento, le antiche ombre camminano ancora accanto a noi. Questo è Ombre Antiche di Sardegna, dove la leggenda respira e il mistero ti osserva. Chiudi gli occhi, ascolta il respiro della terra antica. Inizia ora il viaggio, dove ogni storia è una porta e ogni porta conduce a un segreto dimenticato. Nascosta tra montagne di granito e foreste secolari, Villa Cidro custodisce ancora oggi i segreti più antichi della Sardegna. Qui, dove il vento sembra sussurrare parole dimenticate e i ruscelli raccontano storie mai scritte, il confine tra il visibile e l'invisibile è sottile come il velo della notte. Da tempi immemorabili, la gente di Villa Cidro parla de Sogu Pigau, del malocchio, un potere oscuro, sottile come un pensiero maligno, capace di piegare la fortuna, ammaliare gli animali, far appassire i raccolti. Nessuno sa da dove venga, ma tutti sanno riconoscerne i segni. Uno sguardo troppo insistente, una parola carica di invidia, un improvviso susseguirsi di disgrazie. Per difendersi si ricorreva a gesti segreti, a formule antiche, tramandate sussurrando, di madre in figlia. Ma non era solo il malocchio a inquietare le notti di Villa Cidro. Si racconta ancora di Isbrushas, donne dal sapere arcano, capaci di piegare le forze della natura. Alcune erano guaritrici, conoscevano le erbe e i poteri delle sorgenti. Altre invece camminavano sul filo dell'ombra, capaci di ammaliare, di trasformarsi, di volare invisibili sopra i tetti quando la luna era nuova. E poi c'erano loro, le più temute, le Kogas, esseri notturni, metà donne e metà spiriti, capaci di uscire dal corpo durante il sonno per andare a succhiare l'anima dei neonati, adagiati nelle culle di legno grezzo. Si diceva che, per riconoscerle, bastasse osservare attentamente il loro collo. Chi aveva una piccola escrescenza o una strana cicatrice portava il marchio della Koga. La notte, in molte case di Villa Cidro, si appendevano amuleti d'argento, si segnava il latte con il segno della croce, si lasciava una scopa rovesciata dietro la porta. Si credeva che la Koga, trovandola, fosse costretta a contare ogni singolo filo di saggina fino all'alba, senza potersi avvicinare ai bambini. Anche il paesaggio stesso sembra conservare il loro ricordo. Nel bosco di Monti Mannu, tra il rumore delle cascate e il silenzio inquietante degli alberi, si narra che talvolta si vedano ombre leggere, sagome fugaci che sfuggono agli occhi di chi osa avventurarsi troppo oltre il sentiero. Sono loro, dicono i vecchi, i Sbrushas che vegliano sui loro segreti. Villa Cidro, con le sue strade antiche e le sue chiese scolpite nella pietra, non ha dimenticato. Ogni angolo, ogni fontana, ogni rovina sembra sussurrare storie di magia e paura. E ancora oggi, in certe notti senza luna, c'è chi giura di sentire nell'aria un fruscio strano, un soffio gelido, un battito d'ali invisibili. Forse sono solo leggende, o forse nel cuore misterioso della Sardegna il confine tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti è più sottile di quanto immaginiamo. Tra i sassi arroventati dal sole e le ombre fredde degli ulivi secolari, nel cuore antico della Sardegna, si tramanda una leggenda sussurrata con timore, quella della Musca Maccedda, la mosca della morte. Si dice che una volta, in un tempo così remoto che anche le rocce sembrano averne perso il ricordo, una donna di Villa Cidro, di nome Barbara, venne accusata di stregoneria. Non era una bruscia né una Koga,
o almeno così voleva far credere. Aveva occhi di carbone e un sorriso che non arrivava mai a toccarle il cuore. Un giorno, dopo una lunga estate di siccità, il raccolto dei villacidresi marcì sotto una pioggia nera e viscida. Gli animali si ammalarono, i neonati piangevano senza tregua e nei pozzi l'acqua divenne amara come il veleno. Fu allora che comparve la musca Maccedda, una mosca nera come la pece, più grande di una mano, con ali che facevano vibrare l'aria in modo innaturale. Volava a spirale sopra le case dei malati, si posava sulle labbra degli agonizzanti e chi veniva toccato dal suo morso non aveva scampo. Febbre, delirio, morte. I vecchi del paese dissero che la musca Maccedda era Barbara stessa, punita dagli spiriti per i suoi sortilegi e condannata a trasformarsi ogni notte in creatura d'ombra, destinata a seminare rovina tra coloro che l'avevano rifiutata. Ma Barbara, astuta com'era in vita, trovò un modo per ingannare la maledizione. Durante il giorno riprendeva forma umana e si mescolava alla gente, vendendo amuleti e filtri contro la sfortuna. Nessuno sapeva chi fosse davvero. Nessuno osava accusarla apertamente. Si diceva che per fermare la musca Maccedda si dovesse trovare il suo nido, un ammasso di radici e piume nere, nascosto tra le rocce di Monti Mannu, là dove nemmeno la luce osa indugiarsi troppo a lungo. Chi avesse distrutto il nido avrebbe liberato il paese, ma a caro prezzo avrebbe portato per sempre il marchio della sventura. Molti ci provarono, nessuno tornò. Ma poi arrivò Sisinio. Ma questa è un'altra storia. Ancora oggi, quando il cielo di Villa Cidro si copre di nuvole basse e il vento soffia come un lamento, qualcuno sostiene di sentire il battito d'ali nere tra gli ulivi. Una mosca gigantesca, invisibile agli occhi ma pesante come un'ombra, sul cuore di chi la incontra. Perché la musca Maccedda non muore mai? Qui, tra boschi silenziosi e villaggi senza tempo, si nutre della paura. Si annida nei sospetti, nei rancori, nei silenzi. E forse vive ancora, proprio tra noi. Buona fortuna!